C'è anche una bella illuminazione non so da quanto tempo. Presidente Serracchiani, è tornata l'acqua nelle fontane che rappresentano Venere e Teti nel Palazzo della Regione ex Lloyd, l'acqua che è un elemento consustanziale all'iconografia di queste figure mitologiche? Beh, intanto credo che sia veramente un dono alla città, ai turisti che amano questa piazza, anche perché finalmente dopo tanti anni nel quale questo non è stato possibile, oggi abbiamo riattivato l'acqua delle due fontane. Il rumore che sentite alle mie spalle credo sia molto meglio di quello del traffico, però allo stesso tempo dà un po' ulteriore valore ad un patrimonio, quello della regione, ma di tutta la città, che stiamo valorizzando. Questo fa parte di uno degli interventi che stiamo facendo all'interno anche di questo stabile e credo che sia l'intervento forse più attento alle esigenze esterne. Naturalmente è stato un lavoro molto complesso perché le pompe si erano rovinate dopo un'ultima mareggiata già di oltre 10 anni fa, erano rimaste in condizioni evidentemente di non utilizzo e devo ringraziare davvero gli uffici perché sono riusciti a fare un lavoro importante su sollecitazione, come sapete, non soltanto della Giunta ma anche del consigliere Marini. Credo sia stato un bel lavoro di squadra.